Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi abbiamo tanta cronaca da seguire insieme con le notizie che sono arrivate in queste ore in redazione, ma anche oggi soprattutto abbiamo il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta del professor Gianfranco Padovan, ingegnere. Gianfranco Padovan, presidente di Energo Club Onlus, un'associazione particolare che conosceremo tra poco, ma che ci permette di avere il presidente qui con noi perché c'è qualcosa di cui vogliamo parlare in particolare oggi. Di che cosa si tratta? Lo lascio dire a lei. Sì, è una iniziativa che abbiamo messo in piedi da novembre dello scorso anno ed è un gruppo d'acquisto per l'acquisto di impianti fotovoltaici. Quindi un gruppo d'acquisto fotovoltaico, possiamo dire, sì. Valido per il Veneto, valido a livello regionale. Perfetto, allora una cosa molto particolare, come avete capito, una cosa che ci aiuta ad essere maggiormente sensibili al nostro ambiente, al nostro ecosistema e che in qualche modo ci aiuta anche a risparmiare, ingegnere, certo. Perché ovviamente l'attenzione verso l'ambiente significa però anche un'attenzione economica per le nostre tasche, sì. Alla fine. Allora, io lascio in sospeso questa cosa che dobbiamo scoprire insieme, intanto le tolgo la parola e io vado avanti con le notizie di cronaca invece. Partiamo con un'operazione della Guardia di Finanza di Padova, che ha eseguito 12 provvedimenti restrittivi nei confronti di appartenenti ad una banda di trafficanti di droga fornita di un cavò nel quale sono stati trovati gioielli e oro per un valore di oltre 100.000 euro. Nell'antro videosorvegliato ricavato in un appartamento nella zona dello studio Euganeo di Padova, i finanzieri hanno trovato anche fedi nuziali impegnate da mariti e mogli in cambio di droga. Oltre ad importanti quantità di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati decine di orologi e accendini di note marche, monili in oro e varie pietre verosimilmente preziose, tutti oggetti ceduti dagli acquirenti in cambio di droga. I militari delle Fiamme Gialle sono riusciti ad accertare i ruoli nell'organizzazione, i contatti con i fornitori, il taglio e lo smistamento della droga venivano gestiti secondo una struttura piramidale fatta di responsabili, ciascuno per la propria zona di competenza. L'operazione, denominata Mille Occhi e coordinata dal PM Euganeo Sergio Dini, è il frutto di un anno di indagini durante le quali sono state arrestate altre 16 persone, denunciate 24 e sequestrati 5 kg di sostanza stupefacente tra eroina, cocaina, marijuana, hashish e metadone, oltre a 13.000 euro in contanti e a 3 auto. Sono poco meno di 18 milioni le ore di cassa integrazione in Friuli, Venezia e Giulia causate dalla crisi e 12.000 disoccupati, lo rileva il segretario della FIOM CGIL regionale Giampaolo Roccasalva nella relazione che domani presenterà al 9° congresso del sindacato in programma 13°. I temi che Roccasalva affronterà nel suo intervento sono stati discussi nelle 268 assemblee nei congressi provinciali nei quali hanno partecipato al voto oltre 5.000 iscritti. Il sindacato dei metalmeccanici rappresenta quasi 9.000 iscritti in regione. Con la revoca delle ordinanze di divieto dell'uso dell'acqua potabile per scopi alimentari da parte dei comuni polesani si è di fatto chiuso il caso dello stato di emergenza legato ad analisi, risultate poi non esatte, sulla presunta presenza di sostanze cancerogene nel Po. A decidere la revoca delle ordinanze su proposta delle aziende ULS 19-18 sono stati i comuni di Portotolle, Papozze, Villanova Marchesana, Gavello, Adria, Ariano Polesine, Corbola e Taglio di Po. Incontro ufficiale a Padova tra il sindaco e il generale di corpo d'armata Mario Marioli, comandante del primo comando forze di difesa Vittorio Veneto, da cui dipendono tutte le unità militari del nord Italia, e responsabile del progetto Strade Sicure, un progetto di cui è stato tracciato un primo bilancio generale sintetizzato in questo servizio da Michaela Faggiani. Sentiamo. Si chiama Progetto Strade Sicure. In un anno e mezzo di attività ha prodotto maggiore sicurezza in una città come Padova, in particolare in alcune zone calde come la stazione. Una cinquantina i militari impegnati nella città euganea solo nel 2009, 1.825 le pattuglie, oltre 21.600 le persone identificate, di cui 1.700 gli stranieri, 163 gli arrestati, di cui 153 stranieri. Il bilancio parla anche di 290 veicoli controllati, 6 sequestrati, oltre 1.500 gli esercizi pubblici
farmacistici controllati, 437 grammi di stupefacente sequestrati. Sapete che funziona con una pattuglia che si sposta con una jeep e che ha 3 soldati e un poliziotto o un carabiniere, e devo dire che la cosa è stata molto efficace, perché in molti posti dove avevamo situazioni più di degrado urbano che di problemi di sicurezza, sì, il problema si è risolto, malintenzionati si sono allontanati. Ma adesso cerchiamo di mantenere una forte pressione su tutta l'area della stazione, cioè su una zona che tradizionalmente attrae tutta una serie di soggetti che magari, non avendo un'occupazione stabile, non avendo un lavoro, cercano in punto dove si sposta tantissimo la gente qualche opportunità, e qualche volta anche possono commettere dei reati. A fare il quadro della situazione, a porgere i saluti al primo cittadino di Padova, il generale di Corpo d'Armata Mario Marioli, comandante del primo comando Forze di Difesa, impegnato a visitare le città del nord Italia per verificare sul campo il reale impegno dell'esercito, soprattutto rispetto al progetto Strade Sicure. Sì, l'impegno è quello noto, noi copriamo oramai numerose province in tutto quanto il nord Italia, l'attività sta proseguendo ormai da molto tempo, siamo quasi ai 2 anni, sicuramente dei risultati dal punto di vista prevenzione ci sono, mi sembra che sia soddisfazione da parte delle autorità e quindi continuiamo così. Oltre 1000 persone accreditate, 239 tra relatori e coordinatori di workshop, quasi 14.000 le visite al sito internet, con una media di 980 persone collegate agli streaming delle plenarie. Sono alcuni dei numeri realizzati durante il meeting internazionale Trieste 2010 Che cos'è la salute mentale, promosso dal Dipartimento Salute Mentale del capoluogo giuliano il mese scorso. Considerevole, sottolinea in una nota il direttore del Dipartimento Peppe Dell'Acqua, anche la presenza straniera sia in loco con delegazioni da oltre 40 paesi diversi, sia in collegamento con la web TV che ha catturato l'attenzione di persone da 66 paesi. E siamo arrivati a questo punto al momento della chiacchierata con il nostro ospite, che torno a presentarvi. Si tratta di Gianfranco Padovan, presidente di Energoclub Onlus, che è qui con noi, come ci ha svelato, ricordato all'inizio di questo telegiornale, per farci conoscere il nuovo gruppo d'acquisto fotovoltaico Veneto, una realtà che si sta muovendo. Abbiamo sentito già parlare di gruppi d'acquisto solidale, persone che si mettono in rete, che fanno sistema per ottimizzare la spesa, per esempio, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista anche economico, dell'economia domestica. In questo caso parliamo di sistemi fotovoltaici, quindi di qualcosa di molto particolare. Spieghiamo allora un po' meglio che cos'è un gruppo d'acquisto fotovoltaico. Serve proprio per acquistare? Sì, serve proprio per acquistare un impianto da installare sulla propria abitazione. Diciamo che la situazione di mercato è estremamente favorevole, sia dal punto di vista dell'offerta dei prodotti, e sia anche dal punto di vista della normativa che governa gli incentivi. Oggi è facile installare un impianto e avere, per così dire, l'impianto gratuitamente. Addirittura? Sì. Quindi l'aspetto interessante è proprio questo. E nel caso del gruppo d'acquisto possiamo dire che l'unione fa la forza, allora, ulteriormente, in qualche modo? Sì, diciamo rafforza ancora di più quanto era già disponibile, diciamo, anche se fatto individualmente. Certo. Ecco, diciamo che i tempi di ritorno dell'investimento si sono accorciati ulteriormente, di almeno 2-3 anni, e se con una serie di informazioni è possibile proprio evitare di tirar fuori €1 dal proprio portafoglio, perché tutto quanto per così dire è gestito in modo tale da non avere nessun esborso. Evitare qualsiasi esborso. Sì. In questo senso appartenere al gruppo, partecipare al gruppo, significa anche soprattutto informazione, perché penso che la base, la forza del gruppo stia nel fatto che chi vi partecipa è reso edotto di tutte quelle che sono le procedure, le caratteristiche,
logistiche, i sistemi anche per arrivare. Sì, fra l'altro una delle cose strane che hanno osservato i fornitori che stanno installando gli impianti fotovoltaici adesso è che hanno trovato le persone estremamente formate, quindi per la prima volta hanno riscontrato una notevole competenza da parte delle persone che interagivano con il fornitore. E quindi... Contento anche il fornitore che per una volta non si trova a dover spiegare tutto davanti a persone che rimangono probabilmente anche un po' perplesse su quello che davanti a quello che sta succedendo, invece hanno la possibilità proprio di interagire con... Ecco, noi facciamo molto spesso delle serate informative dove una persona può partecipare una, due, anche qualche volta è capitato anche 3 volte, per capire un po' bene cosa fare prima di decidere di partecipare al gruppo d'acquisto. Certo, si diceva nato nell'autunno scorso il gruppo, se non ricordo male. Quante sono le famiglie che sono entrate nella rete nel gruppo? Siamo oltre 300. Più di 300 famiglie? Io sto parlando di famiglie, ma si tratta di un gruppo che si apre anche a realtà imprenditoriali? In parte anche le aziende, piccoli artigiani, piccole realtà dove le potenze in gioco sono inferiori ai 20 kg. Sono basse, quindi anche queste realtà familiari potremmo dire in qualche modo. Diciamo piccole. Sì, noi sappiamo che nel Veneto la piccolissima azienda è fatta da nucleo familiare, infatti, e quindi molto spesso sono abbinate, famiglia e attività vivono sotto lo stesso tetto. E quindi si ritrovano anche evidentemente convogliate all'interno dello stesso gruppo alla fine, sia per le esigenze familiari che per quelle dell'impresa a gestione familiare. Il gruppo d'acquisto fotovoltaico diventa un buon punto d'appoggio per un investimento sicuro, informato, economico e tra l'altro abbiamo parlato appunto di famiglie, possibilità di imprese di piccole dimensioni, ma da parte delle pubbliche amministrazioni c'è attenzione nei confronti del messaggio che portate avanti? Dopo la costituzione del gruppo che è avvenuta a partire dal novembre e quindi l'apertura poi dell'iscrizione è partita al 12 di gennaio, abbiamo notato un'attenzione molto spiccata da parte di alcuni comuni. Infatti il comune ad esempio di Nove, in provincia di Vicenza, adesso anche Pove e Zanè, sempre di Vicenza, hanno chiesto di entrare all'interno del gruppo. Quindi di entrare proprio nel gruppo? Sì. Parlava prima, tra l'altro io ricordo alle persone che ci stanno seguendo da casa che possono fare riferimento a 2 siti che vediamo in sovraimpressione, eccolo qui. Uno è www.solare.tv, l'altro è www.energoclub.it. Sono 2 siti dove è possibile trovare informazioni per quanto riguarda Energo Club, lo scopriremo tra poco, su tutto ciò che fa questa associazione, ma anche per quanto riguarda proprio in maniera specifica il gruppo d'acquisto fotovoltaico. Lei parlava prima di incontri che si stanno susseguendo in questi giorni, non so se riusciamo a dare magari qualche anticipazione di data. Diciamo che noi in quest'ultimo mese abbiamo fatto quasi un incontro ogni sera. Quindi un bell'impegno anche da parte dell'associazione. Anche perché c'è una scadenza, ci siamo posti una finestra di iscrizione che si protrarrà fino alla fine di marzo. Di marzo, quindi a maggior ragione attenzione ai siti, attenzione a quello che sta dicendo il Presidente di Energo Club, perché ci sono poche settimane ancora a disposizione per informarsi, per capire se partecipare o meno al gruppo. Vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti? Diciamo questa sera abbiamo un incontro a Santa Cristina di Quinto di Treviso, alle 20:40, quindi iniziano tutte alle 20:30 e 20:40, poi a Ponzano Veneto giovedì 4, poi abbiamo a Pove il 9 marzo, il 15 di questo mese a Padova presso la sede dei Beati Costruttori di Pace, poi di nuovo a Pove il 16 di marzo, il 17 di marzo a Sant'Anna di Chioggia, il 23 di nuovo a Pove,
il 26 a Zanè in provincia di Vicenza, e poi basta, diciamo che questo è il calendario degli incontri. Si trova anche nei siti, sì, che vediamo in sovraimpressione. Questo calendario si trova nel sito, in modo esplicito, nel sito www.solare.tv. Perfetto. E quindi potete consultarlo per avere degli aggiornamenti. Benissimo, anche se magari ci sono, non credo, date in più, perché ne abbiamo detto quasi una al giorno anche per questo mese in effetti. Si diceva che Energo Club è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda i siti, però è uno degli elementi fondamentali anche a livello organizzativo per quanto riguarda il gruppo di acquisto fotovoltaico. Energo Club è un po' l'anima, io credo, sì, di diciamo questa realtà. Che l'Energo Club è il partner tecnico del gruppo d'acquisto, perché in effetti il gruppo d'acquisto è nato per iniziativa di alcune associazioni del Trevigiano che si sono trovati un po' in difficoltà a progettare e mettere insieme questo gruppo d'acquisto, e hanno chiesto a noi, che avevamo già esperienze precedenti proprio per il gruppo d'acquisto nell'ambito fotovoltaico. E così abbiamo fatto, quindi abbiamo messo insieme, abbiamo realizzato una commissione, questa commissione ha definito i criteri di scelta dei fornitori, abbiamo chiesto delle proposte a oltre 20 fornitori operanti nel territorio, e insieme alla commissione siamo arrivati poi a selezionarne 5 di fornitori. Tutti che operano, diciamo, in modo distribuito nel territorio. Inoltre siamo riusciti in un intento che va proprio nella direzione della solidarietà, che è quello di poter creare una filiera corta o cortissima, quella che è così chiamata chilometro zero. A chilometro zero anche per il fotovoltaico, sì, quindi. Abbiamo trovato quindi un'azienda che costruisce e realizza i moduli fotovoltaici qui nel Padovano, abbiamo trovato tutti i fornitori che operano qui nelle varie province, tutte diciamo, le squadre di montaggio che sono diciamo delle stesse aziende, oppure che sono gestite poi da questi fornitori. Quindi direi che è stato un bel lavoro, un lavoro di gruppo, come del resto è da sempre il lavoro di Energo Club, perché ci sono centinaia di persone che si sono messe in rete, che hanno deciso di lavorare per un sistema energetico più attento all'ambiente, più conveniente per il cittadino. Quindi voi lavorate per un'energia più pulita, meno costosa? Sì. Proprio, e questo va in linea con la nostra missione, che è quella di convertire l'attuale sistema energetico, che è basato sulle fonti fossili. Noi sappiamo che più dell'86-87% dipendiamo dalle fonti fossili, che sono poi anche straniere, cioè arrivano dall'estero. Vogliamo fare in modo tale che il sistema nazionale si converta dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, totalmente rinnovabili, nell'arco di un numero congruo di anni, quindi non certo girando l'interruttore, ma nell'arco di 30 anni, 20-30 anni. Questo significa cambiare anche il modo, una cultura, significa cambiare proprio una cultura intera, cambiare il modo di pensare di un paese. Quindi io credo che le nuove generazioni siano i vostri interlocutori principali. A questo punto lavorate nelle scuole, anche con le scuole. Sì, abbiamo una serie di iniziative che ci vedono all'interno delle scuole elementari, nelle scuole medie inferiori, e tra poco anche nelle scuole medie superiori. Perché saranno poi gli ingegneri quelli delle scuole medie superiori? La speranza è sì, di avere delle persone sensibilizzate e sensibili su questi temi, che sappiano trovare degli argomenti, dei temi da sviluppare poi negli studi successivi e anche nelle future professioni. Così come stiamo tentando di aiutare i comuni. Noi abbiamo una serie di iniziative, soprattutto insieme all'ANCI, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e al Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, che è di Padova, e aiutiamo i comuni a rendersi dipendenti dal punto di vista energetico, senza spendere un euro.
Ecco, quindi l'attenzione verso il gruppo d'acquisto fotovoltaico da parte di alcune amministrazioni è un'attenzione che speriamo cresca in questo mese. Io purtroppo, Presidente, vedo che abbiamo esaurito il tempo che avevamo a disposizione, però questo spazio rimane aperto per altre presenze, per altre occasioni di approfondimento relativamente ad Energo Club, ma anche a tutta la dimensione energetica. Quindi se ci viene ad aiutare a conoscere meglio le fonti di energia rinnovabile, noi siamo ben contenti, quindi magari lo aspettiamo ancora. Ben volentieri, grazie. Allora grazie a Gianfranco Padovan, Presidente di Energo Club Onlus, per averci fatto conoscere il gruppo di acquisto fotovoltaico Veneto. Per quanto riguarda l'informazione vi ricordo il prossimo appuntamento alle 16:30 con l'edizione Flash. A più tardi.